un progetto che conosciamo poi tutti in città. Nasce nel 2009 il progetto definitivo, un progetto di fine anni 80 che era stato pensato inizialmente per uno sviluppo di Vittorio Veneto fino a 60.000 abitanti, quindi parliamo di un'opera secondo noi sovradimensionata, perché anche i flussi di traffico che oggi abbiamo in mano dimostrano che quest'opera così com'è non serve per la città. È un'opera molto impattante, come si può capire e vedere per chiunque passi su questi luoghi. Ci sono già stati dei problemi, diciamo, tecnici durante le fasi di lavoro, sia per la parte a nord di scavo, perché come sapete tutti, avrete anche letto sui giornali, ci sono dei problemi all'interno della galleria perché dovrà essere scavata utilizzando anche gli esplosivi e quindi sarà una cosa molto delicata. E nella parte sud del cantiere in cui ci troviamo, durante le fasi di scavo della trincea, parliamo di muri alti fino a 20 metri per lo scavo, è stata intercettata la falda acquifera e ci sono anche i problemi legati appunto all'rilevamento delle acque provenienti dalle colline circostanti. Quindi ci sono sicuramente dei problemi in fase di lavoro. Uno dei grossi problemi di quest'opera, che il comitato ha denunciato in questi anni, soprattutto in seguito e grazie anche ai ricorsi prima al Consiglio di Stato vinti e in seguito al TAR, è che quest'opera così com'è appunto non serve. Il comitato è riuscito a ottenere un grande risultato, ovvero sia quello di bloccare il completamento dell'opera, perché tutti i terreni che dalla rotatoria di Rindola andranno a Vittorio 2, dove era prevista l'uscita, non possono più essere toccati ed espropriati dall'ANAS. I lavori attuali sono svolti su terreni che ANAS ha acquistato da privati con procedure bonarie, quindi al di fuori della procedura di esproprio. E quindi in questo momento ci troviamo con un'opera a metà che arriverà a Rindola, della quale probabilmente non si conosce al momento nessuna uscita. Ci sono 4 proposte avanzate da ANAS, nessuna al momento è ufficiale, quindi l'ANAS il suo l'ha fatto, nel senso che l'appalto è cantierizzato fino a Rindola, da Rindola in poi non si sa dove si andrà a finire. Quindi una delle probabilità e un grosso rischio è che quest'opera rimanga una grande incompiuta. E quando si saprà se i lavori continueranno? E 4 ipotesi avanzate da ANAS, appunto. Il comune sta puntando per valutare se è fattibile o no un'uscita su via Carso attaccato al cimitero sull'attuale parcheggio. Io personalmente ritengo che tale uscita non sia fattibile perché è già bocciata da una valutazione di impatto ambientale negli anni passati. Bisognerebbe valutare tutte e 4 le uscite e capire quale possa essere la migliore. Ci troviamo comunque mai in una situazione critica, perché comunque un'opera così com'è che esca su via Carso, su via Virgilio, è un'opera che non serve per la città.